Salute a tutti e benvenidos a esta nova guida de Sardigna Post. Abrimos incontro de politica che 30 dies comune de Sardigna tenne un sindaco nou. S'anattenne invece domenica noi, l'11 deghe di un mese de lampada, sa votazione per il sindaco di Iglesias e de Assemini. In Amarduar Biddas, nessuno si intrasos candidatos e resessido a ottenere più di 50% dei votos può essere fatto sindaco subito. In Iglesias n'accurre Emilio Gariazzo per il centro-manca e Gianmarco Eltrudis per il centro-destra, con Gariazzo che a suo primo giro ha alleato più votos. In Assemini, invece, la gara è introduciano Casula del centro-manca e Mario Puddu del Movimento 5 Stelle, che in altri logos è andato male. Nessuno in i partiti può narrare di essere andato bene, che sono un meta su cittadini che non hanno votato, forse si è scavviato dalle promesse fatte in tutto questo anno scolato. Stiamo questionando del 31% di chi può votare. Ma come era stato il centro umano di Sardigna, ha vinto il dottore Antonio Onorato Succu, che è il segretario dei sardistas per la provincia di Nugoro. Paristas femmine che sono diventate sindaco, Simonetta Zedda in Ales, Maria Giovanna Pisano in Arbolia, Lucia Meloni in Donori, Maria Angela Barca in Sarule e Anna Paola Marongiu in 10° anno. E da esas comunes passamos come a sa regione. Su presidente Cappellacci ha promesso che la regione da pagare i debiti alle aziende sardas entro un mese di lampadas. In tutto sono 6 milioni di euro. Cappellacci ha lamentato pure che la regione ha già passato 103 milioni di euro. Su presidente ha risposto che il capo del Confartigianato, Luca Murgiano, che si è lamentato che secondo esso la regione è lenta che quella e non sempre mantiene le promesse fatte. Chi è invece esige a silaleare con la regione è stesa Coppagri. Secondo l'associazione finanziaria fatta dalla regione, si impipa di ormassaios, bidu che apposta a curre paguinari per azzorare le aziende che non resessino a ottenere il fido delle banche e sono accanto a serrare. Ad ogni modo, in Foraida, capuruscienda che sono andando bene, manca di che sia la crisi dell'economia, stiamo questionando dei gusti usati prodotti di suino. In su 2002, suino sardo endido in Italia e in tutto quanto il mondo, è cresciuto del 2% a confronto del 2011. L'un'ara di una circa di suni crediti che è stata presentata in Saschentina di Argiola in Dorianova. Suino che tenemos este ono e legalità e piaga e meta a sosi stranzos. E come cambiamo e chi stiamo de salute può scontare una nuova di spanto, un dottore che è stato in ospedale San Giovanni di Dio ha denunziato di essere stato castigato dallo scapormano dell'ospedale manca di tempo di inventare una pratica può incursiare su tempo che la gente deve rispettare per fare questa visita. Sa denunzia l'ha fatta Giorgio Fanni, 60 anni, che è finita su capo della ginecologia in ospedale Castellaio. Una cosa da non credere. E questa ultima nova, poco amor finito, buon amor grazie, può essere seguito usare nova in lingua sarda di Sardigna Post, a mezzo orbiere.